Signore e signori, amici sportivi, buonasera, benvenuti nella palestra Mario Pascale di Treviso, dove a breve si svolgerà l'incontro tra IPMA, Nuova Pallacanestro Treviso, e Thunder Basket Matelica, 12ª gara del girone di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, girone B. Diamo un caloroso benvenuto alla squadra ospite, Thunder Basket Matelica, con il numero 3 Olga Ceciak, con il numero 5 Alessia Cabrini, con il numero 7 Chiara Bacchini, con il numero 9 Federica Piovato, con il numero 11 Asia Battellini, con il numero 12 il capitano Benedetta Gramaccioni, con il numero 14 Asia Zamparini, numero 16 Ilaria Bonvecchio, numero 24 Eva Lizzi, numero 30 Gloria Offo, numero 35 Eleni Pilacuta, capo allenatore il signor Matassini Alberto. Ed ora facciamo sentire la nostra presenza, un bel applauso per le ragazze della nostra squadra, Nuova Pallacanestro Treviso, con il numero 2 Emma Franceschini, con il numero 3 il capitano Benedetta Bocchetti, con il numero 4 Fabiana Prete, con il numero 7 Elena Maria Sponchia, con il numero 8 Alessandra Azzani, con il numero 9 Giamila Camara, con il numero 10 Matilde Barone, con il numero 11 Aminata Camara, con il numero 12 Elena Maria Casetta, con il numero 14 Alessia Donofrio, con il numero 22 Sveva Nicora, capo allenatore il signor Mario Conte. La squadra arbitrale designata a dirigere l'incontro di oggi è composta da, in campo, primo arbitro il signor Giacomo Gorza di Gorizia, secondo arbitro il signor Filippo Tofano di Campo Nogara, provincia di Venezia. Al tavolo, all'addetto al cronometro è il signor Marco Ballarin, l'addetto al 24 secondi è la signora Francesca Zecchinato, l'addetto al referto elettronico è il signor Tommaso Giandone. Auguriamo a tutti buona partita e buon divertimento. Ed ora, signore e signori, tutti in piedi per l'inno nazionale italiano.
Amici di Streaming Sport e appassionati di basket, buonasera dal Palla Pascale, dove questa sera si affrontano Nuova Pallacanestro Treviso e Halley Thunder Basket Matelica per la sfida valevole per la 25esima giornata del girone B del campionato di Serie A2 femminile. Una sfida che è un testa-coda della classifica, con Matelica che guida il campionato con 18 vittorie, 4 sconfitte, Treviso ultima fanalino di coda. E sappiamo della situazione con gli infortuni di questa stagione che rende davvero difficili le ultime partite della formazione trevigiana. Tra poco le squadre scenderanno in campo con Treviso che schiera la numero 3 Capitano Bocchetti, numero 4 Prete, numero 8 Azzani, numero 10 Baron e numero 22 Nicorà. Risponde Matelica con numero 3 Ceciak, numero 7 Bacchini, numero 12 Capitana Gramaccioni, numero 16 Bonvecchio e numero 24 Lizzi. Dirigono l'incontro il signor Gorza Giacomo di Gorizia e il secondo arbitro è il signor Tofano Filippo di Campo Nogara. Praticamente tutto pronto per la palla 2 con le squadre che si stanno posizionando in campo. Una partita dal valore simbolico importante per il coach di Matelica, coach Alberto Mattassini, che ha vissuto un passato qua proprio a Treviso, dove l'anno scorso ha sfiorato la promozione in Serie A1, sfumata solo in gara 3 della finale playoff contro Broni. Allora è tutto pronto per la palla 2. Barone e Ceciak si contendono il primo pallone di questa partita, con il possesso che è per Matelica. Guida il gioco la capitana Gramaccioni. Spalla canestro, riceve Ceciak, si gira, prova un tiro, subisce subito il fallo. Saranno già i primi 2 liberi di questa partita per Olga Ceciak, la giocatrice polacca. Primo assegno, primo punto della partita. Assegno anche il secondo libero. Il primo possesso per Treviso con Capitano Bocchetti che giunge nella metà campo offensiva della sua squadra. Possesso manovrato poi da Azzani che ritorna da Bocchetti. Blocco di Baron, Bocchetti penetra, prova un tiro che però si stampa sul ferro, rimbalzo da parte di Bacchini che ora prova un tiro in sospensione, palla un po' sfortunata qua perché esce e rientra. Allora possesso di Treviso con Prete che è ritornata in campo dopo un periodo di stop. Bocchetti prova il tiro da 3, non va a segno. Il rimbalzo di Matelica con Bonvecchio che va dalla capitana Gramaccioni che prova il tiro da 3, a segno, solo retina per la capitana, più 5 in questo avvio per Matelica. Prete gestisce il possesso, provano a farsi vedere le compagne, servita a Nicorà. Brutta palla persa qua da parte della formazione trevigiana, prova a ripartire in contropiede la transizione offensiva di Matelica. Il pallone per Ceciak, capisce tutto Capitan Bocchetti che aspetta che si sistemi la sua squadra. Ancora Bocchetti 1 contro 1 con Bonvecchio, apre per Nicola, poi Baron finta, salta con un grande gesto Ceciak che casca sulla finta del numero 10. Il possesso ora per Gramaccioni, sempre lei a guidare l'attacco di Matelica. Bacchini si fa vedere Bonvecchio ma il pallone è ancora fuori dall'arco. Entra adesso per Lizzi che si gira, appoggia al tabellone, trova il settimo punto della sua formazione. Ancora Bocchetti in possesso di palla. Bocchetti per Nicola che prova il tiro da 3, rimbalzo di Gramaccioni sull'errore
del numero 22 di Treviso. Bonvecchio per Bacchini, riceve forse un po' troppo sola Lizzi, che trova ancora un altro canestro per il +7 di Matelica. Azzani, consegnato per Bocchetti, prova a entrare dentro l'area, viene fermata, arriva un'altra palla persa per Treviso. Bonvecchio prova a ripartire, transizione guidata in modo magistrale da parte di Matelica, che si conclude con il canestro più fallo libero supplementare per la numero 7 Bacchini. Assegno libero, gioco da 3 punti che va a segno per Bacchini. Guida il possessore di Treviso Nicola, che consegna a Prete, poi Baron ancora consegnato per la numero 4, che prova il tiro da 3, solo retina per Fabiana Prete. 12-5 ora il risultato qua al Pala Pascale. Bacchini consegna da Bonvecchio il tentativo da 3 di Lizzi, ferro, rimbalzo di Bocchetti, che prova a guidare l'attacco di Treviso, il palla le rimbalza sfortunatamente sul piede, alza la pressione, Matelica subisce il fallo Treviso. A rimettere in gioco sarà Prete, che va da Bocchetti, spalla e canestro, consegnato per Baron. Cambio per Prete, riprova il tiro da 3, prima è riuscito, anche adesso 2 su 2 da 3 per Fabiana Prete, 6 punti di fila per la play di Treviso, la numero 4. Ora l'azione offensiva di Matelica con Gramaccioni, consegnato per Ceciak, prova a entrare in area la polacca, poi non riesce a scaricare su Bonvecchio, che si era liberata bene fuori dall'arco, subisce il fallo Olga Ceciak. Arriva il primo cambio intanto per Matelica, fuori Lizzi, dentro la numero 30 Gloria Offor. Bonvecchio, Ceciak proprio da Offor, spalla il canestro, buono l'appoggio al tabellone, primo pallone toccato, subito 2 punti per la numero 30 di Matelica. Prete consegnato a Nicola, poi Azzani, Bocchetti, ci pensa il tiro da 3 ma non lo prova, fronteggiata da Gramaccioni, sfida tra i due capitani, il passaggio al centro per Azzani che non riesce a controllare, palla persa da Treviso, riparte la transizione offensiva di Matelica con Gloria Offor, che non riesce a sfruttare il mismatch, sfortunata nel tiro la numero 30. Poi a rimbalzo il pallone di Matelica, Bonvecchio riesce a trovare Bacchini, che riesce con un buon tiro da 3 a sfruttare il malposizionamento della difesa di Treviso. Bocchetti prova a sfondare, arrivano un po' di proteste qua dal pubblico perché forse c'era un contatto falloso. Intanto il contropiede, il passaggio dietro la schiena di Ceciak per Gloria Offor, ancora a segno la numero 30. Ora prova a rallentare il ritmo Treviso, il possesso è per Prete, che consegna a Nicola, quindi Bocchetti. Baron ci pensa, tiro da 3, invece penetra, subisce il fallo. 2 tiri liberi per il numero 10. Arrivano altri 2 cambi per Treviso, escono la numero 8 Azzani, entra la numero 12 Casetta e entra anche la numero 11 Camara. Cambi anche per Matelica, entra Cabrini e entra anche Chiovato. A segno i 2 liberi di Treviso con Baron, risultato che ora è 19-10 a 4 minuti e 43 dalla fine del primo quarto di gioco. Consegnato per la neo entrata Cabrini, Chiovato scarica, Cabrini prova da 3,
Solo tabella, rimbalzo ancora di Gloria Offor, ci riprova Gramaccioni per Matelica, sfortunata qua il rimbalzo di Casetta che riesce in qualche modo a trovare Prete, riparte il contropiede di Treviso, guidato questa volta da Baron, prova il tiro da 3 Bocchetti, il rimbalzo dopo l'errore della numero 3 del capitano di Treviso da parte dell'altro numero 3, Olga Cecak, che ora trova un po' di spazio, prova a incunearsi nella difesa avversaria, il passaggio per Cabrini, quindi Gramaccioni scarica Cecak da 3, Ferro e poi il rimbalzo ancora di Bocchetti, ennesimo rimbalzo di questa sua partita, di questo suo avvio di partita. Arriva il fallo da parte di Matelica. Arriva il primo time out di questa partita. Risultato che è sul 19-10 con Prete, migliore realizzatrice di Treviso. Buono l'ingresso per Matelica da parte di Gloria Offor. Migliore realizzatrice però della formazione marchigiana è Bacchini con 6 punti. Dicevamo che è una sfida importante non solo dal valore simbolico per il coach di Matelica, Alberto Matassini, ex Treviso. È una sfida molto importante perché aggiudicandosi i 2 punti quest'oggi Matelica potrebbe chiudere al primo posto il girone B del campionato di Serie A2 femminile e regalarsi questo traguardo di vincere la regular season, che in ottica playoff, dopo anche il successo ottenuto in Coppa Italia, potrebbe dare uno slancio verso la promozione in A1. Può riprendere il gioco con Prete che va da Bocchetti, consegnato di nuovo per la numero 4, ancora Bocchetti, la fronteggia Chiovato, arriva l'aiuto da parte di Baron, prova a sfruttare il mismatch con Cecak, appoggia il ferro, il pallone esce, arriva il rimbalzo da parte di Matelica, contropiede con Cabrini che trova fuori dall'arco Chiovato, ha provato Bocchetti a intercettare il passaggio di Chiovato. La rimessa è per Matelica con Gramaccioni, si muove l'attacco, trovata fuori dall'arco Cecak, quindi Chiovato che prova a penetrare, scarica per Cecak, il tiro bloccato, ancora rimbalzo Cecak, arriva un altro fallo, saranno tiri liberi per la numero 3 polacca. Assegno il secondo tiro libero, 21-10 per Matelica. Prete, blocco di Baron, sfruttato molto bene il passaggio per Bocchetti che ci pensa a tirare da 3. Poi serve Prete che prova a penetrare, stava per trovare un grande canestro molto difficile Fabiana Prete, ma arriva l'errore, il rimbalzo da parte di Matelica che prova a ripartire. Cabrini, servita a Chiovato, Cabrini allarga fuori dall'arco per capitana Gramaccioni che ci prova il tiro, solo retina, tiro da 3 punti per Gramaccioni che ora pressa sulla numero 4 Prete, consegnato per Baron, una brutta palla persa e il contropiede da parte di Matelica non riesce a sfruttare però il contropiede la formazione marchigiana, lo sfrutta invece Treviso con un grande recupero da parte della numero 11 Camara, trovata poi successivamente da sola sotto canestro la numero 12 Casetta che riesce a siglare i primi suoi 2 punti della partita. Ancora Gloria Offor a dominare dentro l'area col tiro da sotto. È 26-12 ora il risultato. Ancora Bocchetti per Treviso, prova da 3 e il ball, la palla che termina sul fondo. Arriva un altro cambio per Treviso, fuori Prete, dentro Nicola
escono anche Ceciak e Gramaccioni per Matelica. Rientrano Bonvecchio e Lizzi, scusate. Bonvecchio proprio adesso in possesso di palla. La numero 16 trova Cabrini, che riceve e riscarica per Bonvecchio. Si muove Lizzi che prova da 3. Palla sul ferro, arriva il rimbalzo di Cabrini. Il tentativo poi di Chiovato, ancora ferro e rimbalzo di Casetta. Bocchetti vuole studiare un attimo lo scenario. Contrastata da Chiovato. Riceve spalla canestro Baron. Finta di tiro. Poi si gira. La palla sotto. Un tentativo ma riuscito dalla numero 10. Riparte il contropiede di Matelica. Il tiro da sotto da parte di Lizzi. Sbagliato. Rimbalzo ancora Camara che serve Bocchetti. Quindi Nicola per Baron. Paio di finte di tiro, prova con l'aiuto del tabellone a trovare il canestro, subisce il fallo. Saranno 2 tiri liberi per la numero 10. Indicazioni intanto da parte di coach Matassini a Bonvecchio. Vediamo il primo libero che va a segno per Baron. A segno anche il secondo. 26-14, 55 dalla fine del primo quarto. Bonvecchio, Gloria Offor riconsegna alla numero 16, quindi Cabrini. Ancora Bonvecchio. Prova a muoversi l'attacco di Matelica, ma la palla si muove più lenta. Il tentativo da parte di Cabrini da dietro l'arco. Ancora Camara a rimbalzo in questa sfida tra due giovani insieme ad Offor. Treviso con Bocchetti che serve Nicola, va a penetrare ma sfortunatamente sbaglia, arriva il rimbalzo di Matelica che ora vuole sfruttare tutti gli ultimi secondi del primo quarto con Bonvecchio. Arriva il blocco di Lizzi. Bonvecchio un po' in difficoltà, trova Chiovato che prova a penetrare. Prova il tiro, stoppata da parte di Camara e allora si conclude il primo quarto di gioco sul 26-14 per Matelica, un risultato che tutto sommato può soddisfare coach Mario Conte. Ed eccoci qua per l'avvio del secondo quarto di gioco qua dal Palla Pascale per la sfida tra Matelica e Treviso. Risultato sul 26-14 per la capolista Matelica che si sta dirigendo verso la conquista del primo posto in regular season, primo posto matematico alla fine di questa regular season del girone B. Matelica che arriva dalla vittoria in settimana contro Vicenza nel recupero della 23esima giornata, vittoria per 70-41. Ora è tempo di rimanere concentrati su questa partita. Prete, serve Baron, finta di tiro, ci casca Gloria Offor, arriva però al recupero da parte di Lizzi. Bonvecchio
guida la transizione di Matelica, il passaggio dall'altra parte per Cabrini, poi al centro dell'area Lizzi tutta sola, può appoggiare al tabellone per il 28-14, doppiata Treviso che ora prosegue la sua azione con Prete, quindi Baron non si capisce con Bocchetti, arriva un'altra palla persa per Treviso. Schema pollice Bonvecchio, possesso di palla, Offor, arriva il blocco di Lizzi, quindi Bonvecchio centro area per Lizzi, sfrutta il mismatch con Baron, no, perché arriva l'errore ma arriva ancora a rimbalzo, poi si appoggia fuori da Cabrini, arriva il tiro in jumper da parte della numero 5, ancora errore, rimbalzo da parte di Bocchetti che subisce fallo dalla numero 24 Lizzi. Quindi Prete, pressata da Chiovato, arriva il blocco di Nicola che ci pensa del tiro da 3, buona la difesa di Offor, Bocchetti sfrutta l'indecisione di Offor, prova a penetrare, peccato, era una bella azione da parte di Treviso. Bonvecchio guida il contropiede di Matelica molto bene, il passaggio per Cabrini che non riesce a trovare il canestro, non riesce a tenere il pallone in campo Camara. Rimessa per Matelica che sostituisce la numero 5 Cabrini con la numero 7 Bacchini. Bonvecchio rimette in gioco per Chiovato che si gira, va da Offor, quindi ancora Bonvecchio, riceve Offor, spalla canestro, indecisa, 3 secondi alla fine, Bonvecchio riceve da 3, il tiro sbagliato, a rimbalzo ancora Gloria Offor che poi appoggia il tabellone per il 30-14 di Matelica. Prete va da Bocchetti, fronteggiata da Bonvecchio, raddoppio su Bocchetti da parte di Offor, lascia spazio per Baron, Camara prova, il tiro sembra da 2 e il tiro sfortunatamente finisce sul ferro, rimbalzo da parte di Matelica che va con Bacchini, quindi Bonvecchio riceve Lizzi, si muove l'attacco di Matelica, Chiovato, blocco di Lizzi che vuole ricevere spallacanestro, va in post, subisce il fallo da parte di Prete. Arrivano ancora dei cambi, ritorna Azzani al posto di Camara, esce Gloria Offor, entra la numero 3 Olga Ceciak. Bonvecchio, serve Lizzi, quindi apertura per Chiovato, trovata di nuovo Bonvecchio, penetra a spazio, appoggia il tabellone, l'errore della numero 16 però è vano perché c'è il rimbalzo da parte di Lizzi che aiuta la sua compagna dopo comunque una buona azione offensiva della numero 16. Bocchetti appoggia per Baron, finta di passaggio, scaricato per Azzani, ancora Baron, fuori dall'arco, pallone per Bocchetti che prova da 3, ferro, sfortunata, rimbalzo di Olga Ceciak, ci ha provato qua Nicola con lo scippo e danni di Matelica, riceve Lizzi sotto canestro, sta facendo la voce grossa la numero 24 di Matelica che trova il 34-14 più 20 per Matelica. Bocchetti va da Baron, consegnato per Prete che prova a entrare dentro l'area, scarica fuori, Baron ha spazio per il tiro da 3, lo prova, ferro, e il rimbalzo di Bacchini da solo dentro l'area, va da Bonvecchio, si fa vedere Ceciak, Bonvecchio va da Chiovato, ancora riceve sotto canestro Lizzi, poi Ceciak, buona circolazione di palla di Bacchini, servita fuori, Chiovato che può provare da 3, grande azione da parte di Matelica che fa vedere perché è in quella posizione di classifica. Bocchetti riceve da Azzani, prova il blocco Baron
il tentativo da 3 da parte di Bocchetti, non va a segno. Il rimbalzo ancora di Matelica con Bocchini che va da Bonvecchio, che vuole rallentare il ritmo del gioco in ottica di un'azione un po' più elaborata. Il passaggio sempre dentro l'area per Lizzi, cioè palla contesa con Bocchetti. Lizzi ora sostituita, entra al suo posto la numero 5 Cabrini. Bonvecchio rimette per Bacchini, blocco di Ceciak, servita ancora Bonvecchio, ci prova da 3, canestro per fare quota 40 per Matelica, 5:38 dalla fine del secondo quarto. Baron, Prete, Nicora prova da 3, canestro, solo retina per Sveva Nicora che ritorna in campo dopo l'assenza nella scorsa partita contro Alpo. Bonvecchio, quindi Cabrini consegnato per Chiovato, ancora Cabrini, Chiovato 1 contro 1 con Nicora, prova il jumper corto, rimbalzo proprio di Nicora che serve Bocchetti. Azzani non stava guardando, rischio di palla persa per Treviso. Ora Prete, fuori dall'arco, consegnato per Bocchetti. Prete prova il tiro da 3, lungo, rimbalzo ancora di Ceciak che va da Bacchini, quindi Bonvecchio a spazio, invece consegnato dentro l'area per Ceciak che si gira, sfrutta l'aiuto del tabellone per trovare il 42esimo punto di Matelica. Dunque si ritorna in campo a 4:38 dalla fine del secondo quarto. Il possesso ora è per Treviso, la rimessa in gioco da parte di Prete che trova Bocchetti, subito alza la pressione Bonvecchio. Bocchetti, blocco di Nicora, ancora Bocchetti consegnato da Baron, marcata da Ceciak, pallone fuori per Prete, tiro corto, la palla che termina in out, rimessa per Matelica. Tornata in campo intanto la capitana Gramaccioni, numero 12, che va da Cabrini, consegnato di Cabrini da Bacchini. Bonvecchio riceve ancora dentro l'area, Ceciak, apertura fuori per Bacchini che prova un tiro difficilissimo dal mid range, un po' in fuori equilibrio, pallone che viene sputato fuori dal ferro. Ora Treviso in possesso di palla con Bocchetti che scarica da Azzani che rischia di perdere palla. Nicora con un passaggio molto complicato per Gramaccioni, arriva la palla persa e l'appoggio facile al tabellone da parte di Gramaccioni per il 44-17 di Matelica. Baron va da Prete, prova il tentativo da dentro l'area all'altezza della linea del tiro libero per il 19esimo punto di Treviso. Ancora Gramaccioni per Matelica, guidare l'attacco, servita a Bocchini, spalla a canestro, servita a Bacchini che riesce a girarsi e a trovare il gancio per il 46-19. Ancora Treviso, Nicora
fischiata l'infrazione di passi alla numero 22 di Treviso. Arriva il cambio intanto per Matelica, entra la numero 11 Battellini al posto della numero 16 Bonvecchio. Chiamato ancora schema pollice da parte di Matelica. Gramaccioni invece trova spazio, prova il tiro da 3 che va a segno, più 30 per la capolista, che non sembra aver preso sotto gamba questo impegno, vista anche l'importanza che avrebbe chiudere al primo posto questo girone in ottica playoff. Bocchetti per Nicola che prova il tiro da 3, palla lunga sul ferro, arriva il rimbalzo di Bacchini da sola dentro l'area. Gramaccioni servito per Cabrini che prova il tentativo, girata, spalla canestro, arriva l'errore della numero 5, riparte Treviso con Baron, consegnato a Prete, entra dentro l'area, poi servita Camara, stoppata da Bacchini che poi trova Battellini a spazio, prova a entrare, suggerimento di coach Matassini di muovere palla, servita fuori, Gramaccioni subisce il fallo. Ma non su atto di tiro, quindi si riparte da rimessa. Bacchini sotto canestro, Battellini perde palla, la numero 11, contropiede per Treviso con Nicola che serve Baron, non riesce a sfruttare questo spazio che gli è stato concesso da un rientro ritardatario della difesa di Matelica. Gramaccioni, si muove l'attacco di Matelica, il tentativo di Ceciak dalla media distanza che si stampa sul ferro, rimbalza da parte di Treviso, guida Bocchetti per Baron, a spazio, prova il tiro lungo ma riesce comunque a guadagnare il rimbalzo. Ancora Treviso in avanti con Prete che prova da 3, sfortunata anche in questo caso, doppio ferro, però Baron riesce in qualche modo a guadagnare una rimessa. Arriva il cambio per Treviso, esce Nicola, entra Casetta. Prete serve Bocchetti, quindi Camara. Arriva la palla persa, non c'è stata intesa qua tra le due compagne. Quando mancano 48-47 secondi alla fine del secondo quarto. Gramaccioni studia lo scenario, va da Battellini, quindi Cabrini, spalla a canestro, fronteggiata da Camara, riapre per Bacchini. Bacchini trova Ceciak che non riesce a controllare, in qualche modo la palla arriva a Battellini, fatica a rendere questa palla giocabile. Matelica, buona però la difesa di Treviso che conquista questo pallone e si guadagna probabilmente l'ultimo possesso del secondo quarto, per quantomeno ricucire questa distanza di 30 punti che separa le due squadre. Bocchetti prova a shipparla Gramaccioni, ma arriva il fallo. Rimessa per Prete, trova Bocchetti, spalla canestro, riapre per Camara, passaggio difficile da ricevere per la numero 9. Arriva un'altra palla persa per Treviso, 7 secondi per l'ultimo attacco di Matelica. Palla in mano la solita Gramaccioni che ha spazio, la tenta il tiro da 3, poi serve Cabrini che il tiro da 3 lo mette a segno. Si conclude così la prima frazione di gioco, il primo tempo sul 51-19 per Matelica.
Allora, ben ritrovati dal Palla Pascale quando manca un minuto prima dell'inizio del terzo quarto di gioco. Il risultato al momento di 51-19 per la capolista Matelica, che è sempre più spedita verso la vittoria di questo girone B di Serie A2 femminile. Treviso, che nonostante tutte le sue difficoltà sta mettendo in campo un atteggiamento che le sta permettendo di onorare comunque l'impegno, visto come si sta concludendo questo finale di stagione. E comunque sì, è una partita comunque che sta onorando la formazione trevigiana. In particolare andiamo a vedere adesso quali sono le migliori realizzatrici per Treviso. Prete con 8 punti, Gramaccioni invece per Matelica, e mancano 2 punti e 3 rimbalzi a Bacchini per effettuare una doppia. È tutto pronto per la ripresa del gioco. C'è ok, si può riprendere col primo possesso del terzo quarto, che è per Treviso. Pallone nelle mani di Fabiana Prete. Arriva il blocco di Baron. Prete si appoggia a Bocchetti. Ancora Prete. La fronteggia la polacca Ceciak. Prete prova ad andare a canestro in solitaria, ma il suo pallone viene respinto dal ferro. Arriva il rimbalzo di Matelica, arriva la transizione offensiva con Bacchini che serve Gramaccioni fuori dall'arco. Il pallone sotto canestro per Lizzi, che prova con un sottomano, ma subisce il fallo. Saranno 2 tiri liberi per Eva Lizzi, classe 2003, cresciuta a Udine, l'anno scorso vincitrice del titolo con Roseto. Sbaglia il primo e trova adesso però il suo 11° punto di questa partita. Prete Nicora va da Bocchetti, 1 contro 1 con la capitana Gramaccioni, che riesce a rubare il pallone. Gramaccioni poi va da Lizzi, appoggia facile al ferro per l'ennesimo canestro in contropiede di Matelica, che sfrutta le tante palle perse da parte di Treviso. Ora Bocchetti ha preso sul personale la sfida con l'altra capitana, vola verso il ferro, ma il suo pallone si stampa sul tabellone. Ancora il contropiede di Matelica, che si stoppa con il buon rientro in difesa da parte di Treviso. Riceve ancora Lizzi sotto il ferro, triplicata, serve Ceciak fuori per Bacchini da 3, canestro solo retina per la numero 7, per il 57-19. Ancora Bocchetti prova a penetrare, ma si deve fermare di fronte a Ceciak. Serve la compagna. Ancora Bocchetti prova il tiro da 3, la palla che si stampa sul ferro. Arriva il rimbalzo di Azzani, che prova il tiro. Ancora errore per Treviso. L'errore arriva anche però per Matelica, che perde palla. La rimessa per Treviso con Prete. In qualche modo ci arriva Bocchetti sul passaggio della numero 4. Prete fronteggiata da Chiovato, blocco di Baron, prova a passare in mezzo a 2, subisce il fallo la numero 4 di Treviso, che si prepara per la rimessa in gioco. Si fa vedere Bocchetti, prova a scippargliela Gramaccioni. Il tentativo primo non va a segno, il secondo nemmeno, perché commette fallo la numero 12. Che si lamenta con il direttore di gara, ed esce proprio Gramaccioni per far posto a Bonvecchio. Rimette in gioco
Prete per Bocchetti, riconsegnato, scambiano ancora loro due. Cecek prova a fronteggiare la numero 4 che prova a entrare in area, prova il sottomano che non va a segno, contropiede ancora da parte di Matelica, che sfrutta ancora una volta il malposizionamento in difesa da parte di Treviso. Ancora Lizzi, autrice di una grande partita questa sera. Bocchetti, blocco di Baron, ancora Cecek, prova a sfidare la numero 3 e la stoppa con il recupero da parte di Matelica. Bacchini da 3, prova Ferro e la palla che termina in out, sarà rimessa per Treviso. Quando mancano 7 minuti alla fine del terzo quarto, il possesso per Treviso con Prete, servita a Nicora, ancora fuori dall'arco Cecek a difendere per Matelica che torna su Bocchetti. Prete la disturba Chiovato, il bellissimo passaggio da parte di Prete con rimbalzo per Varone che non trova il canestro. Ancora Matelica con Lizzi sotto canestro, palla fuori per Bonvecchio che prova a entrare dentro l'area, non riesce a sfondare, però la numero 16 c'è un'opportunità di contropiede per Treviso con Azzani che non riesce a controllare il pallone. Poi Bocchetti prova da 3, palla che si stampa sul ferro, rimbalzo di Chiovato. 6 minuti alla fine del terzo quarto, punteggio di 59-19 per Matelica, che ora serve la numero 24 Lizzi che sbaglia il primo tiro, prende rimbalzo, sbaglia anche il secondo, poi ci prova Bocchetti a recuperare palla, non ce la fa. Sarà rimessa per Matelica, arrivano due cambi, escono Bacchini e Cecek per Matelica, entrano Cabrini e Gloria Offor. Entra anche Casetta per Treviso. Cabrini va da Bonvecchio, blocco di Lizzi, passaggio pick and roll ben eseguito da parte di Matelica, con Lizzi che trova ancora una volta un altro canestro. Veramente prestazione importante quella della numero 24. Prete per Nicolo, prova da 3, sfortunata qua, il ferro sputa fuori il pallone, arriva il rimbalzo di Gloria Offoro che va da Bonvecchio, subisce il fallo da Bocchetti. Sarà rimessa per Matelica, intanto coach Matassini dà un po' di indicazioni alle sue giocatrici. Bonvecchio, serve Cabrini, quindi Chiovato, ancora Cabrini, consegnato a Bonvecchio, fuori dall'area, ancora Cabrini, Offor, spalle a canestro, prova a girarsi, triplicata, Offor tiene ancora palla che è contesa e sgridata da coach Matassini, la numero 30, comunque rimessa per Matelica. Chiovato a spazio, poteva provare il tiro da 3, è dentro l'area invece il tentativo. Mancano 5 minuti alla fine del terzo quarto, 63-19, non si muove il punteggio per Treviso. Bocchetti fronteggiata da Bonvecchio, prova a uscire Lizzi, a spazio Bocchetti per provare il tiro da 3 corto, rimbalzo di Bonvecchio. Si muove la formazione di Matelica, non c'è intesa tra Lizzi e Bonvecchio e arriva la palla persa da parte di Matelica. Arriva il time out quando mancano 4:30 alla fine del terzo quarto.
Si riprende con la rimessa per Matelica. 4:30 alla fine del terzo quarto. Bonvecchio, si muove l'attacco della formazione di coach Matassini, servita a Chiovato, quindi Offor, finta di passaggio per Bonvecchio, poi il tiro è lungo, ma arriva comunque il rimbalzo di Chiovato, fuori da Cabrini, quindi Bonvecchio. Si muove Offor, ma poi c'è ancora spazio sotto canestro per Lizzi, che si appoggia al tabellone, non trova questa volta la retina. Arriva il fallo sull'azione offensiva di Treviso, fallo da parte della numero 30 Gloria Offor, ed è pronta a rientrare Bacchini al posto della numero 24 Lizzi. Le due migliori probabilmente questa sera di Matelica, anche se c'è da dire che tutte quante hanno mantenuto il livello davvero molto alto, non a caso sono prime in classifica. Prete alza la pressione, Gloria Offor, Bonvecchio prova a dare una mano, bel passaggio dietro la schiena da parte di Prete per Camara, che la tira troppo lunga. Rimbalzo di Matelica con Bonvecchio che va da Bacchini, quindi Chiovato fuori da Bacchini, consegnato a Bonvecchio, riapre per Chiovato che prova da 3, palla che non entra, arriva il rimbalzo di Treviso con Bocchetti che prova a guidare il contropiede da sola, buona la chiusura, rientro da parte di Matelica, Casetta fuori da Camara, fronteggiata da Offor, tentativo da 3 di Bocchetti, corta, palla che termina fuori. 3 minuti alla fine del terzo quarto. Arriva il cambio, esce Prete, entra Baron per Treviso. Tanto riprende il gioco con Bonvecchio in possesso di palla. Si muove sotto canestro Offor che riceve, raddoppiata poi fuori Bacchini per Cabrini che prova da 3, corta, rimbalzo di Baron. Si fa vedere Bocchetti, il pallone per lei, ancora Bocchetti, prova a dare una mano Baron, poi si libera spazio per Casetta, fronteggiata da Bacchini, Casetta chiusa, è un passaggio difficile che non riesce a trovare nessuna compagna, contropiede di Offor, quindi Bonvecchio, c'è spazio per Chiovato, sotto canestro per Offor, riapertura per Bacchini che non prova il tiro da 3, lo prova invece Bonvecchio, ma il pallone si stampa sul ferro, ancora rimbalzo Matelica. Bonvecchio allarga per Chiovato, 3 secondi alla fine, troppo spazio per Chiovato che va da sola dentro l'area ad appoggiare al tabellone per il 65esimo punto di Matelica quando mancano 2 minuti alla fine del terzo quarto. Casetta per Bocchetti, blocco di Baron, si apre proprio la numero 10 che riceve, passaggio in mezzo alle gambe di Bonvecchio da parte di Baron per Bocchetti, arriva il fallo da parte di Matelica. Un po' di indecisione su chi va a effettuare la rimessa, va Camara che va tanto per cambiare da Bocchetti. Si muove Baron, servita no da Bocchetti perché c'è l'intercetto da parte di Bacchini, ma la palla termina in out. Rimessa per Treviso quando mancano 5 secondi sul cronometro, servita Barone, si fa vedere Casetta, Barone invece prova l'azione solitaria, la finta e il bellissimo canestro per Treviso che finalmente riesce a muovere il punteggio. Manca un minuto alla fine di questo terzo quarto. Bonvecchio si muove, ancora l'azione di Matelica, palla un po' lenta, il pallone fuori per Battellini che scarica per Offor, violazione dei 24 secondi ed è palla persa per Matelica.
Ora Bocchetti va da Baron. Buono il passaggio per Bocchetti che subisce il fallo. Fallo di Bonvecchio. Il secondo per lei. Tiri liberi per la capitana di Treviso, Bocchetti. Primo assegno. Suo settimo punto. Arriva anche l'ottavo. 65-23, 50 secondi alla fine. Bonvecchio scambia con Cabrini, quindi consegnato da Battellini. Ancora Bonvecchio, esce Casetta, poi ancora sotto il ferro riceve Gloria Offor che trova altri 2 punti. Nicora va da Baron, scontro tra le due compagne, ma Treviso riesce a mantenere il possesso del pallone. Allora Bocchetti va da Nicora, raddoppio su di lei. Nicora prova il tiro da 3, corto, e rimessa per Matelica con Bonvecchio. 13 secondi alla fine, ultimo possesso di questo terzo quarto per la capolista, con Bonvecchio che consegna a Battellini. Bonvecchio libera da 3, può provare, palla lunga, rimbalzo Camara, non c'è più tempo. Finisce qui il terzo quarto di questa partita sul 67-23. Ed eccoci ritrovati qua dal Pala Pascale per il quarto quarto della sfida tra Matelica e Treviso. Risultato che è di 67-23 per la capolista, che è ad un quarto dal poter festeggiare la vittoria del girone, che appunto sarebbe matematica proprio alla fine dei prossimi 10 minuti. Tra poco si può riprendere con il possesso che sarà di Treviso. Rimette in gioco Prete che va da Bocchetti. Fronteggiata da Offor, poi raddoppiata da Chiovato. Ancora Bocchetti, non riesce a servire una compagna, anzi sì, in qualche modo Prete riesce a mantenere il possesso del pallone per Treviso. Bocchetti prova a entrare in area, poi serve Baron, scusate, che prova il tiro, il rimbalzo di Bocchetti, ancora l'errore da parte di Treviso. Casetta, e arriva il pallone recuperato da parte di Matelica. Sfortunata qua la formazione trevigiana. Riparte Chiovato per Matelica con poi il pallone per Bacchini, quindi Battellini. Ancora Chiovato, blocco di Cabrini, servita a Battellini da 3, il tiro è lungo e arriva il buon rimbalzo da parte di Prete che prova a ripartire. Bocchetti, ancora da Prete,
prova il tiro da 3, palla che si stampa sul ferro, arriva il rimbalzo di Chiovato, contropiede per Matelica, Cabrini, servita a Bacchini, riesce con l'appoggio al tabellone a trovare il 13° punto della sua gara, doppia per lei in questa partita. Bocchetti, fronteggiata proprio da Bacchini, 1 contro 1, il tiro che non va a segno per Treviso, ma c'è comunque il possesso per Treviso che guadagna la rimessa. Azzani va da Bocchetti, quindi Prete prova a penetrare, il tiro molto bello a canestro, muove il punteggio ancora Treviso quando mancano 8 minuti alla fine della partita. Chiovato chiede l'aiuto di Battellini, si fa vedere Gloria Offor sotto canestro, appoggio Bacchini, il tiro da 3 da parte di Cabrini, sfortunato, sputato fuori dal ferro, rimbalzo di Treviso che prova a ripartire con Prete. Azzani, raddoppiata da Battellini e da Cabrini, poi stava provando a ripartire in contropiede Matelica, ma arriva il fallo di piede da parte di Treviso, rimessa per la capolista. Battellini serve Chiovato che trova tutta sola Cabrini che non può sbagliare, supera quota 70 Matelica, ancora Prete va da Bocchetti, blocco di Baron ma nulla di fatto per ora questo attacco di Treviso. Buonissima la difesa di Matelica che tiene la palla lontana dalla propria area. Prete per Bocchetti, come abbiamo detto buona la difesa di Matelica, Treviso non si avvicina nemmeno all'area di rigore pardon all'area di Matelica. Chiovato, Bacchini riceve da Battellini, quindi Chiovato, Bacchini prova il tiro da 3 lungo, a rimbalzo c'è Prete, sfortunato, non riesce a tenerla, Battellini la gira e trova il canestro subendo anche il fallo. La numero 11 classe 2006 che ora va per il gioco da 3 punti. 6:55 alla fine del match, cambio per Treviso, esce Casetta, entra Nicora. Con l'aiuto della tabella trova il gioco da 3 punti Battellini. Allora 74-25 per Matelica, alza la pressione Offor, servita a Bocchetti, blocco da parte di Nicora. Offor è davvero un osso duro in difesa, servita a Nicora che trova il canestro da 2 punti. Riparte ora l'azione di Matelica con Chiovato che va da Battellini, quindi Bacchini, ancora Battellini per Chiovato, prova a uscire Azzani, buona l'azione, buon movimento di palla, molto veloce da parte di Matelica. Arriva il time out quando siamo sul 76-27, mancano 6 minuti e 16 alla fine della partita. Allora tutto pronto per il rientro dopo il time out a 6:16 dalla fine della partita.
con ancora ulteriori indicazioni da parte di coach Mattassini alle sue ragazze. E sarà Azzani a mettere in gioco il pallone per Treviso. Quindi Prete che prova a entrare in area, servita Nicola da 3, primo ferro, poi secondo, e la palla che purtroppo non entra. Tanto ancora una ricaduta per Nicola, numero 22 di Treviso, che torna a sedersi in panchina. Sappiamo che ritorna dopo un piccolo periodo di stop. Speriamo non sia nulla di grave. Tanto riprende il gioco a 6 dalla fine con Matelica che trova Lizzi appena rientrata. E riesce a sfruttare il mismatch con Azzani, a trovare il canestro del 78-27 per Matelica. Ora Bocchetti. Quindi Prete alza un po' la pressione Chiovato. Baron libera, non servita da Prete, che purtroppo perde palla. Prova a ripartire Matelica, fronteggiata Battellini da Bocchetti, trovato l'aiuto in Chiovato, quindi Bacchini, Battellini, finta di tiro, poi consegnato a Lizzi che va da Chiovato, fuori dall'area. Chiovato riesce a superare la pressione di Casetta, appoggia il tabellone sfruttando tutti i 24 secondi, buon attacco da parte della numero 9 di Matelica. Prete prova a divincolarsi dalla difesa proprio di Chiovato, quindi Baron, servita a Bocchetti, quindi Prete, finta di tiro, ci casca Chiovato, il tiro da 3, bellissimo canestro da parte di Fabiana Prete, sono 13 punti per lei in questa partita. Dopo il rientro, comunque una buona prestazione individuale da parte della numero 4. Bacchini serve Cabrini che non riesce con questo tentativo a trovare il canestro del più 52 per Matelica. Blocco di Baron, Prete va da Bocchetti. Bocchetti fronteggiata da Cabrini, prova a entrare dentro l'area, subisce il fallo. E una partita praticamente eroica, visti i 35 minuti giocati finora da parte della numero 3, capitana non a caso di Treviso. Cambi intanto per Matelica, rientra Olga Cecek, rientra anche Gloria Offor. Cambi anche per Treviso. Tanto va a segno il primo libero, rientra Camara per Treviso. Sbaglia il secondo Bocchetti, rimbalzo di Offor. Chiovato. Quando mancano 4 minuti alla fine della partita. Cecek per Lizzi, sotto canestro, non trova spazio per tirare. Chiovato, riapertura, Battellini da 3, lungo. Arriva il rimbalzo di Casetta, anzi di Bocchetti, che prova a ripartire a spazio, prova il tentativo da 3, palla che viene deviata. Arrivano gli applausi per Bocchetti che lascia il campo. Al suo posto entra Franceschini, tanto arriva la palla persa di Treviso sulla rimessa, recuperata da Chiovato che va da Lizzi. Di nuovo Chiovato, scarico fuori dall'arco per Cecek, riapre Lizzi, ha un po' di spazio, non prova il tiro, forse lo prova Battellini che non riesce però a sfruttare il blocco della compagna. Chiovato entra in area, buono il giro palla veloce da parte di Matelica. Offor non riesce a concludere, prende il rimbalzo, scarica fuori per Cecek che da 3 prende solo retina.
3 minuti alla fine. Prete prova il tiro da 3, solo retina per lei, altri 3 punti per Prete. Un'assenza che si è fatta sentire nelle ultime settimane per Treviso. Cecak va da Offor, scaricato fuori. Cecak prova a penetrare, appoggia il tabellone, trova il canestro la polacca. Di nuovo pallone in mano a Prete che va da Franceschini. Quindi Prete. Arriva il blocco di Baron. Blocco alto. Si libera spazio all'interno dell'area. Arriva la stoppata da parte di Lizzi. E c'è palla contesa poi sotto canestro tra Battellini e Camara. Rimessa per Treviso con 1 secondo sul cronometro, 2 minuti alla fine della partita. Rimessa in gioco veloce, Prete trova un grandissimo canestro, difficilissimo, con 1 secondo disponibile sul cronometro. Partita importante, prestazione importante della numero 4. Tanto Matelica già ripartita con il possesso in mano a Battellini, quindi Offor e poi Chiovato che riapre. Battellini prova il tiro da 3, lungo, a rimbalzo c'è Prete, pressata alta da Cecak che commette fallo. È il terzo per la polacca. Intanto arrivano altri 2 cambi per Treviso, escono la numero 10 Barone e la numero 4 Prete. Al loro posto entrano la numero 7 Sponchia e la numero 14 Donofrio. 1 minuto e 35 alla fine della partita, 85-36 il risultato. Treviso che ora gestisce il possesso con Franceschini, servita Sponchia fuori dall'arco, si fa vedere Donofrio, invece servita dentro l'area, Casetta, spalle a canestro, prova a girare un sottomano che termina fuori. Il rimbalzo, tanto per cambiare, di Cecak che chiede l'aiuto di Lizzi. Tentativo mid range, palla che entra a canestro per l'87-36 da parte di Matelica. Franceschini, pressata da Lizzi, servita Sponchia, ancora Franceschini, la fronteggia Cecak, prova a girarsi e non riesce per pochissimo a trovare il canestro del punto 38 che sarebbe stato per Treviso. 35 secondi alla fine, ultimi minuti, ultimi secondi di gioco, con Chiovato che trova Cecak dentro l'area. Lizzi appoggia il tabellone, trova il 23esimo punto della sua partita. Tanto mancano 20 secondi, il risultato è di 89-36. La partita può terminare qui con Matelica che quindi vince matematicamente il girone B di questo campionato, meritatamente la formazione dell'ex di coach Alberto Matassini. Intanto vediamo se riusciamo ad andare a intervistare qualcuno dei protagonisti. Vediamo tanto i festeggiamenti da parte di Matelica. Vediamo se riusciamo a parlare con coach Matassini o con coach Conte. Vediamo. Coach. Allora coach, innanzitutto complimenti. Grazie. Per questa vittoria di questo girone.
in settimana aveva dichiarato che proprio qua avrebbe dovuto chiudersi questo cerchio e effettivamente questo cerchio si è chiuso qua dopo il suo passato qua a Treviso. Sì, come ho detto, il destino è strano. Qua ho passato 2 anni sportivamente molto felici, dove ho vissuto emozioni importanti con 2 gruppi di ragazze speciali e tornare qua e vincere la regular season qua è sicuramente una bella emozione. E volevo chiederle, sulla carta era una partita che poteva essere presa sotto gamba dalle sue ragazze, visto il testacoda della classifica che c'era. Come si prepara una partita del genere? Anche poi sapendo di preparare comunque dei playoff, magari si prova qualcosa di nuovo? Sì, in prospettiva è chiaro che mentalmente non è facile per nessuno, non era facile per le ragazze di Treviso e non era facile neanche per noi. Abbiamo cercato di darci degli obiettivi che potessero essere utili poi per il proseguo, al di là che per la partita. Avevo detto è un allenamento che vale 2 punti, ecco, l'abbiamo vissuta così, abbiamo cercato di lavorare su 2 o 3 concetti nel rispetto della partita, dell'importanza della partita che aveva per noi per la classifica, ma anche nel rispetto della condizione attuale di Treviso. Perfetto, ancora tanti complimenti a lei, alle sue ragazze, al suo staff e a tutta la società. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Siamo qua con coach Mario Conte, buonasera coach. Non era facile preparare questa partita, viste le solite condizioni di difficoltà in cui riveste la sua squadra, che comunque ha ritrovato i punti di prete questa sera, che ha fatto un'ottima partita, ma come tutte le sue ragazze, ottimo atteggiamento devo dire. No, sicuramente Fabiana si è ripresa dall'infortunio, questa era la cosa più importante, che riuscisse quantomeno a, ovviamente limitata dal punto di vista fisico anche per la condizione in cui ci alleniamo, quindi era importante vedere un po' come reagisse. È riuscita a fare qualche minuto in recupero dall'infortunio anche Emma, quindi almeno loro riescono, cioè questa ultima partita e più quella di venerdì, a mettere qualche minuto in più e poi devono ovviamente continuare il loro lavoro post stagione per rientrare poi al meglio del loro infortunio. Comunque direi che si possono trarre comunque elementi importanti da questa partita, perché l'atteggiamento è sempre stato quello di una squadra che ha voluto onorare fino in fondo questo impegno. No, l'impegno da parte loro non è mai mancato, non credo che lo scopriamo oggi, quindi su questo nulla, cioè l'unica cosa che possiamo sottolineare, nulla da dire. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo per il futuro, grazie coach. Allora qui dal Palla Pascale è tutto, un saluto da Marco Polon e buona serata a tutti i nostri amici di Streaming Sport.